Anche quest'anno abbiamo inaugurato la 72esima edizione, quindi un anno in più rispetto all'anno scorso, di Casa Moderna assieme a Saperi e Sapori. Quest'anno è il primo vero anno per Saperi e Sapori, siamo qui nello stand numero 8 dove appunto si concentrano tutte quelle che sono le eccellenze enogastronomiche e non solo per Saperi e Sapori, mentre per i padiglioni 5, 6 e 7 abbiamo Casa Moderna. Anche quest'anno potremo dare uno spaccato reale di quello che sono le novità del mobile, ma non solo, di tecnologia e di tutto quello che potrebbe aiutare per realizzare una casa moderna. E anche quest'anno, come gli anni passati, ma negli anni passati era un po' diverso, abbiamo gli architetti che potranno dare una soddisfacente consulenza a chi magari vuole in qualche modo migliorare la propria casa ma non ha i denari per farlo. Ecco, può venire qui da noi a Casa Moderna e troverà degli architetti a sua disposizione. Beh, questa è la prima, possiamo dire, sinergia vera. Lo scorso anno abbiamo testato la data zero e ha avuto successo, ma sì, abbiamo voluto coniugare una fiera storica, la 72esima edizione quest'anno, con una nuova realtà che comunque rappresenta il mondo dell'artigianato, ricco mondo dell'artigianato della nostra regione. Trovarsi in un percorso innovativo che vede sicuramente il consolidamento di fiere come questa, che mettono in connessione consumatore e mercato, ma allo stesso tempo è un sistema fieristico aperto che trova nella sua dinamicità l'essenza migliore. Quindi buona fiera da Casa Moderna a tutti. Il tema è, come ho detto prima, che bisogna studiare veramente un sistema per promuovere questa nuova versione del quartiere fieristico inserito in un contesto che è un polo straordinario. Una Confartigianato, Udine e Pordenone festeggiano i propri 80 anni dando spazio agli artigiani piccoli piccolissimi che fanno arredamento su misura per entrare nel padiglione più bello di tutta la fiera. In questa avventura ci sarà con noi anche CNA che condivide tutto il percorso fieristico di questi giorni anche all'interno del padiglione 8. Siamo da una parte partner e dall'altra parte espositori e siamo qui con uno sportello temporaneo che abbiamo aperto proprio in virtù del fatto che come operatori locali ci teniamo a presidiare il nostro territorio e siamo presenti con i nostri operatori di sportello che ogni giorno daranno consigli, soluzioni per la decarbonizzazione, per il risparmio energetico e anche per le nuove offerte di luce e gas. In più una promo che parte proprio in concomitanza con l'inaugurazione di Casa Moderna che si chiama Promo Friuli Venezia Giulia. Perché con le sue aziende ha visto che ormai i prodotti artigiani sono un'eccellenza e l'eccellenza deve essere, l'artigiano è bravo a produrre ma molte poche volte è bravo a commercializzare i propri prodotti, per cui questo è un mezzo importante, direi fondamentale per le nostre aziende piccole. Questa è la seconda edizione invece per quanto riguarda Sapori e Saperi che permette un più ampio spettro delle categorie professionali coinvolte, quindi non soltanto il commercio e l'espositivo, ma anche l'artigianato e l'enogastronomico, quindi un allargamento anche dei confini dal punto di vista non solo professionale ma anche culturale per carpire l'essenza della nostra regione.